Dolci auguri natalizi. I commercianti di Vittorio Veneto hanno deciso di offrire un aperitivo particolare in un mercoledì di dicembre. Come mai questa iniziativa? L'idea è stata quella di fare qualcosa di diverso o di innovativo, cercando di far emergere innanzitutto una prima eccellenza della nostra città, ma che è conosciuta forse più a livello regionale e nazionale, che è l'Istituto Beltrame Vittorio Veneto. Ho trovato grande disponibilità all'interno dell'istituto da parte di tutto il corpo insegnante e della dirigente scolastica. Da lì è partita l'idea proprio di creare questo evento. L'idea è stata proprio quella di aprirsi alla città, di far sì che l'associazione dei commercianti reciti un ruolo nella città, in sinergia con l'amministrazione comunale, con in questo caso l'Istituto Beltrame, in altre situazioni con altre associazioni, per far sì che il nostro territorio torni a respirare un'aria nuova, ed è questo l'obiettivo che ci siamo posti per il 2025. Sindaca, oggi un'iniziativa da parte dei commercianti, un modo anche per far rivivere diversamente il quadrilatero. Certo, un segnale molto forte. Ringrazio l'Ascom e i commercianti, ringrazio l'Istituto Beltrame per la collaborazione. È un primo segnale di voler rivivere gli nostri spazi che purtroppo, ad esempio come il quadrilatero, hanno delle difficoltà e più di alcune volte ci sono stati dei problemi, quindi il nostro impegno è tornare a far vivere il quadrilatero con diverse proposte tipo come quella di stasera. Il quadrilatero, come lo sanno tutti, ha bisogno di riprendere il proprio ruolo di centro cittadino, di avere possibilmente tutti i negozi aperti, di creare quella vitalità che era fondamentale alcuni decenni fa e far sì che questo ruolo diventi importante per l'incontro tra le persone. Attualmente questo non sta succedendo, gli eventi purtroppo non è che si possono avere una cadenza settimanale o mensile, però faremo il possibile per far sì, insieme ad altre realtà associative vittoriesi, che questo possa riprendere e il quadrilatero possa riavere quel ruolo che ha sempre avuto all'interno della città. Dirigente Cavallini, l'Istituto Beltrame è protagonista quest'oggi per offrire un dolce augurio di Natale ai vittoriesi. È una bellissima iniziativa promossa dall'Ascom, alla quale non abbiamo potuto non aderire, perché per noi è importante costruire dei percorsi insieme alle realtà del nostro territorio, all'amministrazione comunale, all'Ascom, alla Proloco di Vittorio Veneto. Credo che amare la città di Vittorio Veneto voglia dire anche questo: esserci per la cittadinanza, ma esserci anche per i nostri ragazzi. Ogni attività per loro è un'occasione di apprendimento e quindi fargli apprezzare queste occasioni per noi è importante, è un insegnamento anche di vita. Stasera un'occasione particolarmente dolce per farsi gli auguri e per fare gli auguri alla cittadinanza. Certo, questa sera abbiamo mangiato dell'ottimo tiramisù realizzato appunto dai ragazzi del Beltrame, e ringrazio, gli faccio i complimenti perché era veramente squisito, e è l'occasione appunto per fare gli auguri a tutta la cittadinanza, a chi in questo momento è in sofferenza anche dal punto di vista così della salute. Auguro di passare un sereno Natale, e anche faccio un ennesimo invito ad acquistare i regali di Natale nei nostri negozi della città di Vittorio Veneto. Questo è uno degli eventi organizzati da Ascom, ma domenica 22 dicembre alle ore 18:30 nell'aula magna del Museo della Battaglia ci sarà un concerto della Chiara Ensemble, organizzato e offerto alla città da parte di Ascom Vittorio Veneto. Siamo consapevoli e convinti che quello che stiamo portando avanti abbia un valore per il futuro, per la nostra città, e devo dire che la città, sicuramente i vittoriesi la devono vivere, ma soprattutto devono anche un po' amarla di più.